Pace a tutti, buonasera. È una gioia molto grande per me essere qua un'altra volta. Sono sempre in ansia, ma io so che Dio c'è sempre una parola per noi. E qualsiasi che sia la persona qua, Dio c'è una cosa da dire a ognuno di noi. Amen? Amen. Preghiamo insieme. Signore Gesù, siamo qua davanti a Te, Signore. Ti ringraziamo tanto, Gesù, perché possiamo stare insieme ai nostri fratelli per ascoltare la Tua parola, per lodarti. E ti ringrazio tanto, Gesù, per ogni persona che è qua, per la Tua Chiesa. Perché tutte le persone sono qua, Dio, per cercare la Tua presenza e sappiamo che il Signore è già qua con noi. Rimani qua, Gesù, parla con ognuno di noi e fai, Gesù, quello che vuoi nella nostra vita. È in Tuo santo nome che prego. Amen. Amen. Voglio condividere oggi con voi una parola che Dio parla tanto con me. Da quando sono arrivata qua in Italia con la mia famiglia, Dio parla tanto su questo argomento con me, anche con mio marito, anche con i miei figli, ma con me Dio parla tanto su questo. E a volte alcune persone dicono: ah, Daisy, tu sei forte, tu sei coraggiosa, ma io mi sento così debole. Ma voglio condividere questo, che Dio parla tanto con me, perché io imparo tanto con queste parole, e con questa parola specifica. E voglio condividere con voi perché io so che sarà una benedizione. Amen? Il tema è forza, grazie. Forza e coraggio. Chi qua oggi si sente forte? Amen. Chi qua oggi si sente una persona coraggiosa? È difficile di essere forti e coraggiosi, ma Dio può fare questo in noi. Dio può donare forza e coraggio a ognuno di noi. E è su questo che voglio parlare oggi. Il testo che ho scelto è in secondo Samuele 23, 8-17, che dice così: questi sono i nomi dei valorosi guerrieri di Davide. Il primo era Ioseb Bassebet, la Comonita, capo dei 3, cioè dei 3 guerrieri più valorosi tra i soldati di Davide. In un'occasione, con la sua lancia, uccise 800 nemici in una sola battaglia. Da solo, lui ha ucciso 800 nemici in una sola battaglia. Il secondo era Eleazar, figlio di Dodo, discendente di Ahohi. Egli era uno dei 3 guerrieri che stavano con Davide quando affrontarono i Filistei, dopo che tutto l'esercito di Israele si era ritirato. Eleazar colpì i Filistei finché la sua mano si stancò e rimase attaccata alla spada. E il Signore gli concesse una grande vittoria quel giorno. Quando l'esercito tornò, i soldati dovettero solo raccogliere il bottino. Dopo di lui veniva Shammah, figlio di Agee di Arar. In un'occasione i Filistei si radurarono
a Lehi e attaccarono gli israeliti in un campo di lenticchie. L'esercito di Israele fuggì, ma Shammah rimase al suo posto in mezzo al campo e sconfisse i Filistei. Così il Signore gli diede una grande vittoria. Durante il tempo della mietitura, mentre Davide era nella caverna di Adulam, l'esercito di Filistei si accampò nella valle di Refaim. I tre, che facevano parte dei 30, un gruppo d'elite tra i valorosi di Davide, scesero da lui ad Adulam. In quel tempo Davide si trovava nella fortezza e un distaccamento dei Filistei occupava la città di Betlemme. Davide disse: «Ah, se qualcuno mi desse da bere dell'acqua del pozzo che è presso la porta di Betlemme». Allora i tre attraversarono le file dei Filistei, attinsero acqua dal pozzo e la portarono a Davide. Egli però rifiutò di berla, invece la versò a terra come offerta al Signore. «Non sia mai che io beva quest'acqua», esclamò. «È preziosa come il sangue di questi uomini che hanno rischiato la vita per portarla». E Davide non la beve. Questi sono esempi delle imprese di quei tre guerrieri. Amen? Questi giorni stavo facendo il mio devozionale e questo testo di Seconda Samuele mi ha attirato l'attenzione, perché questo testo parla di uomini valorosi, guerrieri, veri guerrieri, uomini che sono rimasti da fianco a Davide mentre lui fuggiva dalla persecuzione di Saul. Sono uomini che hanno fatto cose straordinarie. Così straordinarie che i loro nomi sono rimasti scritti per sempre nella parola di Dio. Perché quando si legge questo testo, la prima parte parla di 3 uomini, ma se continuiamo a leggere, c'è un'altra parte di questo testo che parla di altri 30 uomini. Sono 30, più di 30, sono 37 nella verità. 30 uomini coraggiosi, fedeli e determinati. E mentre io leggevo, io pensavo, 30 non è un numero così grande, perché se pensiamo in quão grande era l'esercito di Davide, 30 uomini sono pochi. E mi sono fatto una domanda: cosa ha reso questi uomini diversi? E un'altra domanda: come possiamo noi oggi essere persone rilevanti nel regno di Dio, così come quegli uomini sono stati nell'esercito di Davide? E la prima cosa che ho pensato è che loro vedevano il proposito. Quei 3 uomini erano pronti a sacrificarsi per un proposito: stare accanto al re fino a quando lui avrebbe preso il suo posto. E noi? Quando affrontiamo le nostre battaglie, vediamo il proposito? Perché nessuna battaglia è senza senso, senza un obiettivo. Ma Dio ha il controllo di tutto.
In ogni cosa che Dio fa e che Dio permette ha un scopo. Loro vedevano ciò che gli altri non vedevano. A volte altre persone non riescono a vedere quello che noi vediamo. Loro vedevano quello che Dio avrebbe fatto attraverso Davide. Sapevano che il popolo aveva bisogno di direzione, forza e sostegno. E per questo erano così dedicati. E mi piace fare domande, perché domande mi fa pensare. E sempre che predico, mi piace fare domande, perché così possiamo pensare nella nostra vita. Perché settimana scorsa Isadora mi ha fatto una domanda, Isadora è la mia figlia più piccola. E lei mi ha fatto una domanda di una cosa semplice. Ma quando mi ha fatto quella domanda, ho detto, non posso rispondere adesso perché devo pensare. E dopo ho pensato, ho parlato con lei, ho spiegato quello che pensava su quell'argomento e va bene. E mi piace domande, perché domande ci fa pensare. E per questo, mentre predico, faccio domande. Va bene? Amen. Prima domanda. Nelle tue battaglie riesci a vedere il proposito? Se non riesci a vedere, dobbiamo chiedere a Dio. Se non riusciamo a vedere, dobbiamo chiedere a Dio. Signore, Dio, cosa vuoi fare con questa situazione? Dobbiamo chiedere a Dio di aprire i nostri occhi per vedere ciò che Lui vuole fare. E Lui risponde. Se non domandiamo, se non facciamo le domande a Dio, se non chiediamo a Dio, Lui non ti risponde. Devi chiedere, parlare con Lui. Devi pregare, leggere la Bibbia e chiedere a Dio. C'è una cosa specifica che aspetto da quando sono arrivata qua. E a giugno compiamo 3 anni qua. E fino ad oggi non ho ricevuto questa risposta.